Ferrovie e strade in Sicilia, accordo raggiunto sul viadotto Acragas, cosiddetto Ponte Morandi, con finanziamenti in arrivo per la manutenzione e dall'altro il rapporto di Legambiente sulle ferrovie siciliane che relega la Sicilia tra le ultime posizioni. È stato stipulato questa mattina, scrive l'ANAS, il contratto con l'impresa aggiudicataria Valoris Carl, finalizzata ad interventi di manutenzione straordinaria dei viadotti ricadenti in territorio dell'Agrigentino, lungo le strade statali 115 sud-occidentale Sicola e 115 Quater, compreso il viadotto Acragas. L'investimento complessivo massimo è pari a 30 milioni di euro e prevede una durata massima di 36 mesi con inizio dei lavori nel febbraio 2019. Una notizia importante per gli agrigentini e i tanti che si spostano giornalmente verso Porto Empedocle di paesi vicini dopo i tanti disagi di questi anni. Rimane grande amarezza, come sottolineato dall'appello del presidente della regione Nello Musumeci, sulla crisi della CMC, il gruppo che ha bloccato diversi cantieri di grandi opere in Sicilia, fra cui le statali che avrebbero dovuto collegare Agrigento con Caltanissetta e Palermo, provocando pesanti ripercussioni su aziende e lavoratori. Altro tema riguarda il dossier di Legambiente che margina la Sicilia tra le ultime posizioni, sostenendo che i treni sono vecchi di almeno 20 anni e le linee sono costose per i passeggeri. Un'Italia fanalino di coda in Europa per trasporto locale su ferro, dove la Sicilia è in coda per tempi di percorrenza, anzianità dei treni, investimenti, oltre a essere tagliata fuori dall'alta velocità e servita per i collegamenti a lunga percorrenza da intercity sempre meno efficienti. Il rapporto spiega che i clienti delle ferrovie aumentano al nord, dove vi sono investimenti di alta velocità, qualità dei convogli e migliore organizzazione, e diminuiscono nelle regioni del sud, Sicilia in testa insieme a Campania e Calabria, dove non si investe da decenni ed i servizi sono alquanto scadenti. Ma ciò che emerge è che la situazione continua a peggiorare malgrado le decennali promesse di maggiori investimenti. Una situazione che dovrebbe leggermente migliorare con il nuovo piano di Trenitalia, che prevede per la Sicilia a partire da quest'anno e entro il 2021 la consegna di 43 nuovi treni, 21 POP, 5 elettrici e 17 diesel, che affiancheranno i 6 jets già in circolazione sulle linee dell'isola al 2016, riducendo così l'età media dei convogli. Treni che per una Sicilia senza frecce sono gli unici che collegano l'isola con il resto d'Italia. Il dossier si chiude con quello che sembra il libro dei sogni ed un elenco di lavori urgenti per la nostra terra, un elenco vecchio sulla carta da 15 anni come i treni che percorrono i binari dell'isola.